Il Veneto si era espresso perché Azione si presentasse a queste politiche, diciamo così, correndo da sola o meglio al fianco di più Europa. Allo sconcerto iniziale, alla notizia dell'accordo tra Letta e Calenda, i militanti veneti di Azione serrano le fila attorno al leader nel nome della responsabilità. Alla fine Azione ha scelto l'Italia con lucidità, con pragmatismo, con grande responsabilità politica. Ecco, questa va sottolineata. Come dice sempre Calenda, quando c'è da costruire si costruisce e quindi pur consci che la coalizione in qualche modo ci penalizza, ad esempio in termini di percentuali di voti a nostro favore, siamo certi che questa sia la scelta giusta in questo momento. E sottolineiamo a questi che sono i primi ad attaccarci che noi non abbiamo mai fatto alleanze con populisti e sovranisti. Ecco. Il nodo è quello dell'elettorato moderato che guarda con diffidenza alla sinistra così come alla destra e a chi ha tolto la fiducia al governo Draghi, con tensioni che hanno portato alla fuoriuscita di 3 ministri da Forza Italia, con 2, Gelmini e Carfagna, che hanno aderito ad Azione. Da osservatore esterno la cosa un po' mi dispiace perché magari qualcuno aveva visto in Calenda magari colui che poteva cercare di organizzare un centro o qualcosa del genere. Ecco, la scelta di non andare da solo ma di unirsi ad uno dei due poli è inevitabilmente dovuta, ripeto, a un tornaconto elettorale, ma questo lo sappiamo tutti, penso che lo sappia chiunque faccia politica, che tutti hanno dovuto poi accasarsi in uno schieramento o nell'altro. Per quanto riguarda l'incoerenza, io penso che da quando Forza Italia è presente sul panorama politico, le alleanze siano sempre state quelle, per cui mi sembra strano che si taccia o si parli di incoerenza rispetto a una forza politica che ha sempre avuto negli ultimi 20 anni lo stesso tipo di alleanze. Ribatte il Partito Democratico nella coalizione di centrodestra, il centro non c'è più. Oggi deve essere chiaro che la coalizione di destra ha perso il centro, è totalmente schiacciata sulle posizioni sovraniste, populiste della Meloni e di Salvini, che non è Zaia, che è Matteo Salvini, e chi sta dentro quella coalizione sta su quella roba lì.